Back to Euronics! Riparti con le offerte per la scuola, il lavoro e ogni tua passione. HP Notebook con SSD da 256 GB, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio 2025. Tablet Samsung Galaxy A9 tuo a 99 euro. Back to Euronics! Riparti con le offerte per la scuola, il lavoro e ogni tua passione. Euronics, un mondo più avanti. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. confettimaxtris.it. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno, sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Gruppo Papallo. 50 anni di eccellenza nel guidare le tue scelte. Con un'ampia gamma di servizi di vendita, assistenza e noleggio. Qualità certificata, servizi su misura e prezzi che fanno la differenza. Vieni a trovarci nei nostri showroom a Napoli in via Nuova Toscanella 25 e 75 o in via Chiatamone 25. Sul web www.gruppoautopapallo.it oppure seguici sui nostri canali social. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. confettimaxtris.it. Buonasera e ben ritornati dalle vacanze tifosi e tifose napoletane. Inizia il 39esimo anno di tifosi napoletani ed il 50esimo anno della nascita degli Ultras dal 1974 al 2024. Figuraccia del Napoli al Verona, gli azzurri prendono 3 gol e la piazza si divide tra scetticismo e speranza. Domenica al Maradona arriverà il Bologna, ma parliamone subito con il nostro strepitoso parterre di stasera. Giornalista ex ufficio stampa della SSC Napoli, Massimo Sparnelli. Un nostro grande amico, direttore di TV Luna, tifoso, giornalista, Angelo Pompameo. Buonasera a tutti, bentrovati. Direttore di Calcio Napoli 24, Salvio Passante. Buonasera a tutti. È stato un attaccante vincente del Napoli di De Laurentiis, l'arciere azzurro Emanuele Calaiò.
Buonasera, ben ritrovati. Per l'intermezzo musicale guarderemo come sempre uno dei nostri Amarcord preparati dalla regia con Mia Martini e Gigi D'Alessio, ma ci sarà anche una strepitosa artista che ringraziamo come sempre di essere qui con noi, Sole Luna. Buonasera. E infine chiamiamolo il leader partenopeo, il direttore di questa trasmissione, ma anche un nostro amico del cuore, Gennaro Montori. Buonasera. Buonasera Gennaro. Erika De Marino, buonasera. Grazie, anche a te. buonasera. Forza Napoli, ovviamente ci addentriamo nel dibattito con i nostri ospiti. Ma ovviamente prima di partire con il dibattito e con questa grandissima puntata andiamo subito alla sigla. Tifosi napoletani è presentato da Euronix, Gruppo Tufano. Collezione Regine. Gruppo Papallo. Tifosi napoletani, il mensile più azzurro che c'è. Lealtà, amore, passione, trasparenza e competenza. Cirillo, Coppo Stadio, mani in mano, i frate mio, Manna Muraia, la squadra mia, Cattano vita mia, pensando ai compagni, a porti
Partiamo subito, Emanuele, come si fa ad andare attaccante? E poi preso il gol, come ha detto Conte, il Napoli si è sciolto come la neve al sole. Gennaro, però io direi prima di ascoltare il pensiero comunque di tutti gli ospiti di andare un attimo a guardare uno dei tuoi TikTok che hai postato sui social. Vediamo, così vediamo cosa dici. Si sta andando che sei un Napoli, non ci mai visto una persona che quando cara è come un gatto, va sempre che quattro zampe per terra, come tutto, scende a cagare là, quattro zampe a terra, vediamo. Il principe dei Savoia, il presidente nostro, però mo sapeva pure che se lui non si tiene Osimhen e pigli qualche altro calciatore, si è affonnato pure a noi. Allora non che parliamo, i giornalisti hanno detto questo, tu hai detto questo, io ho detto questo, Conte fa questo, chi là dai questo, qua non contiamo niente nessuno. Se lui decide di rimanere Osimhen, che gli conviene, perché tra l'altro non può cattare un attaccante, si viene a Raspadone e si piglia un attaccante, stai là, allora c'è un attaccante che comunque è valutato, è sperimentato, che a Napoli ci ha fatto vincere. È inutile che perdiamo tempo, tanto decide solo questo, voi state perdendo tempo, Conte, chi lato, chi sta fatto questo, a colpi questo, il presidente lo sa pure. L'unica cosa che deve valutare è che questa volta affonda pure lui, perché il popolo lo sa pure ormai, va giù. Ci auguriamo per il bene nostro e anche per il bene suo, vero Presidente? Ti raccomando, non ci fa soffrire assai. Già abbiamo cominciato una chiave, a perdere 3-0 a Verona, è pesante, perché il Verona è candidato tra le squadre che può andare in Serie B. Buona giornata, Presidente, grazie, tutti quanti ai vostri ordini, fateci sapere. Veramente ci hanno abbonato 35.000, quello che sì, ma non lo so, ci hanno abbonato tutti quanti perché ci è buttato fumo in dall'occhio. Conte sicuramente non ce la fa buono, chi non ce la fa buono, non ce la fa. Chi sta miserica a tutto, a Ancelotti, Benitez, a Sarri, una fattia a Spalletti, ma non fai pure a conto. Allora è lui, l'ultima decisione spetta a te, caro Aurelio. Ok, Savio, in versione tifoso. E poi ovviamente vogliamo sapere qualcosa del mercato, perché Calcio Napoli 24 attualmente è il re del mercato, no? E questa è la realtà. Si vedono i fatti, notizie a tutta forza durante la giornata, al primo al comando. Allora, innanzitutto parliamo prima, il Presidente deve fare la squadra, c'è poco da fare, è nel suo interesse del popolo e di tutti, no? Beh, diciamo che è assurdo secondo me che siamo arrivati a fine agosto con la squadra completa al 40%, perché in una squadra di calcio, Emanuele mi può dare ragione, alcuni ruoli non si possono sbagliare, come il portiere, che vale mezza squadra in una squadra di calcio, è l'attaccante, perché se non hai un portiere che pare, un attaccante che segna, attorno puoi avere anche una squadra valida, ma basta che prendi un tiro o che non segni un gol, o vinci o perdi. La situazione in questo momento è delicata perché si aspettavano di vendere Osimhen alle loro cifre, ovvero per la clausola rescissoria di 130 milioni, cifre che quest'anno nel calcio mondiale non sono girate per niente rispetto alla scorsa stagione, quando l'Arabia ha aperto, hanno aperto i pozzi petroliferi e hanno inondato di soldi tutto il calcio europeo. Secondo me è stato sbagliato perché bisogna mettere dei paletti, una deadline in questo accordo che era stato trovato poi quando Osimhen ha rinnovato il contratto, tipo entro il 31 luglio o vieni ceduto oppure ci risediamo e ridiscutiamo il contratto. Questo non è stato fatto, il Napoli è prigioniero di questo giocatore che tra l'altro guadagna tantissimo, ogni giorno guadagna 27.000 euro netti, che fanno quasi 40.000 euro lordi, e quindi questa è una situazione anche surreale che va a, per certi versi anche a rompere l'armonia dello spogliatoio, perché è un esempio negativo per gli altri, soprattutto per giocatori come Kvaratskhelia, che ieri è diventato papà, che aspetta il rinnovo, sono quasi 2 anni,
ad Osimhen è stato concesso praticamente tutto, a questo ragazzo sono 2 anni che ancora siamo qui a parlare se Dal deve... tuo racconto mi sembra che poi ci sono 2 errori che la società ha fatto, non ha aumentato l'ingaggio questo lo doveva fare e subito. poi non hanno firmato un contratto, perché se tu fai il contratto di 10 milioni è contraddittorio e poi non lo puoi far giocare perché poi non vale più quella cifra. No, vuol dire che la società quest'anno ha sbagliato moltissimo. Ma secondo me è assurdo proprio che Osimhen sia in questo momento fuori squadra, perché vieni pagato, ok, quando si sblocca, se si sblocca la situazione vai via, ma se non si sblocca la situazione io ti pago, tu sei un tesserato del Napoli, abbiamo firmato un contratto insieme e tu giochi, ma anche per rispetto proprio dei tifosi, di una piazza che ha dato tanto al giocatore. Cioè, non dimentichiamo che Osimhen prima di arrivare a Napoli giocava a Lille, ha giocato nel Wolfsburg, ha giocato in Belgio, ma non è mai esploso. A Napoli si è consacrato, quindi deve anche lui tanto alla piazza di Napoli. Il fatto che ad oggi sia ai margini quasi per un capriccio e anche per evitare che si faccia male, paradossalmente, lascia il tempo che trova, perché il Napoli in questo momento ha bisogno di un centravanti, perché Simeone ha dimostrato di non essere un centravanti da Napoli titolare. Non gioca pure da parecchio tempo. No, ma nelle ultime 37 partite Gennaro ha segnato 3 gol, lasciamo stare che il Napoli... ma ha giocato pochi minuti. No, ha giocato anche partite titolare, ma mai per intero una partita. No, l'ha giocata anche questa qui quasi per intero, ma non ha mai inciso. Per questo ti dico, il Napoli ha bisogno di un centravanti, che sia Lukaku o che sia un altro centravanti, ma ti dico in questo momento la situazione è delicata proprio perché i giocatori che hai in attacco hanno caratteristiche diverse rispetto alle caratteristiche che chiede Conte, perché anche lo stesso Raspadori, che questo è il terzo anno che è qui a Napoli, non sappiamo se è una prima punta, se è una seconda punta, se è un esterno, se è un trequartista, ancora lui è ancora un mistero. Il dato è che da centravanti è stato bocciato perché ha fatto pochissimo, questo è certo. Pompameo, il tuo pensiero su Osimhen, perché vedo che... Allora, no, io non sono molto d'accordo su alcune cose che ha detto Savio, ma per un fatto proprio generale, perché se Conte vuole dare un'ossatura alla squadra, uno schema alla squadra, lui vuole Lukaku. Se noi facciamo giocare Osimhen, chiaramente snaturiamo tutto il modo di giocare della squadra. Allora questa squadra, che già non ha fatto la preparazione per gran parte dei giocatori, che già negli ultimi giorni si è messa insieme, è raffazzata e si sono presentati a Verona e hanno fatto una figuraccia, già in precedenza questo Napoli è figlio già di un'annata disastrosa con giocatori demotivati, c'è tutta una situazione. Io veramente faccio fatica proprio a pensare come ci risolleviamo, perché tu hai detto ci vogliono 4-5 acquisti, mancano il 40%, hai detto di una squadra completa. Allora io il 20 aprile su Calcio Napoli 24, in un editoriale, io ho scritto che il Napoli avrebbe dovuto mandare via tutti i giocatori, tranne Kvaratskhelia, su cui doveva costruire la squadra attorno, e mantenere i giocatori napoletani per una questione di identità, perché tutti questi e così non è stato fatto. E non è stato fatto. Vabbè, però io voglio completare Angelo, questi giocatori è proprio difficile rimotivarli, perché è come se avessero psicologicamente toccato l'apice vincendo lo scudetto. Non posso fare più niente, dici tu. Per me bisogna avere 70 abbiamo un errore gravissimo, che già dice tutto. Abbiamo un errore gravissimo che si è verificato e si continua a verificare, e nessuno, non leggo da nessuna parte nessuno che inizia questa battaglia, la battaglia del mercato. Ma vi pare possibile che noi dobbiamo fare il mercato con ancora la squadra che inizia il campionato, fa la seconda giornata, poi fa la pausa e c'è ancora il mercato? Ma perché non interrompere questo mercato 10 giorni prima che inizia il campionato? Per permettere, magari aprendolo prima, per permettere alle squadre di formarsi, perché noi ancora dobbiamo fare la squadra. La domanda che ti faccio, ma è il Napoli prigioniero di Osimhen o Osimhen prigioniero del Napoli? Che Sarri ha detto lo deve fare, deve giocare, se sei un mio tesserato vai in campo e ti rompi la testa, prima di prendi tutto 10 minuti. Non sono d'accordo nemmeno sul video che hai fatto tu. Sai perché? Perché? Perché tu dici che Osimhen deve rimanere, ma Osimhen non vuole rimanere. Questo chi lo dice? Ma lo dico! E quali sono le tue fonti? Osimhen non vuole rimanere perché ha avuto un'offerta migliore economica. Lui voleva giocare, ha chiamato il presidente e ha detto devi abbassarti l'ingaggio. Come fai a dire questo? Devi sapere. Gli ha fatto un ingaggio di 10 milioni, come deve abbassare? Gli ha fatto un ingaggio di 10 milioni. Perché ha fatto allungare
Ma gli ha fatto un contratto in dato 10 milioni, comunque se il resto lo deve pagare. Allora Osimhen se ne vuole andare. Angelo, tu devi essere certo quando dici le cose, fai brutte. No, certissimo. Tu sei la tesserato, devi andare a bere il gioco. No, perché se si fa male lo vogliono vendere. Ma ti può fare male pure allenamento in discoteca, ti può fare male da me. Vabbè, ma intanto si rischia. No, Angelo, si rischia più in campo. Io non sono d'accordo. Sotto questo aspetto io lo vorrei far giocare. Possiamo vedere da casa che ne pensi di tifosi. Intanto tu vai a giocare senza Osimhen che vale 130 milioni. È il giocatore migliore più rappresentativo che ti ha fatto in giro scudetto, tu lo rimani a casa. Perciò il mercato l'ho chiuso prima. Questa storia la finire già 15 giorni fa. Sei un'ottima società. Hai tanti personaggi importanti De Laurentiis, Conte, hai Manna, hai Oriali e poi non riesce a gestire un giocatore grave. Sentiamo Massimo. Allora, naturalmente siamo stati un po' tutti quanti giustamente pessimisti. Io vorrei essere ottimista, cioè vorrei rimandare il Napoli, non bocciarlo, vorrei rimandare De Laurentiis, non bocciarlo. Noi non bocciamo mai nessuno, no, lo sa, perché l'amore e la passione ci portano. Secondo sì, la passione, poi io sono convinto che il Napoli possa riprendersi anche alla grande. Il caso Osimhen, mancheranno una settimana, Osimhen andrà via da Napoli, 100-100, quindi forse è inutile farlo giocare. E sono sicuro che avranno 4 giocatori, perché già Gilmar, Lukaku, McTominay, Neves è arrivato, il Napoli cambia con questi giocatori. Il Napoli cambia completamente. È stato fatto un errore, giustamente, come dice Savio, come dice Angelo, iniziava il campionato con la vecchia squadra senza Osimhen. Ma cambia, ma quanto ci metti per inserirli? Subito, sì, guarda, che non fa la preparazione, sono 3 anni. Posso dirti una cosa, Gennaro, tu hai giocato a casa, se ti metto si vede che sai giocare. Ma sai giocare, sì, ma... ci volete... E allora che ritiro come facciamo a fare? Tu oggi proprio picchioni, di. No, me la vedi. Tanto quelli che hanno fatto il ritiro non giocano, stanno a casa. Ma che hai ragione, no, non hai ragione, perché non hai ragione. Perché Conte e Lukaku sono 2 fidanzati calcisticamente, cioè si conoscono a memoria, quindi c'è bisogno. Ma il ritiro di Di Maio non c'è un'irrazionale. Non c'è il ritiro di Castellitano ci sono, ma non fanno giocare. Ma c'è anche il reparto atletico, caro Massimo. Ma qua abbiamo parlato, l'ha detto Savio, c'è una colpa della società che non ha completato la cosa. Però, allora qua sei d'accordo? Ma quello sì, quello sta dicendo no, però pensare che poi questi giocatori arrivano e hanno bisogno di 2 mesi, io non sono d'accordo. Secondo questi giocatori, Neves arriva e domenica segna pure, te lo dico io, perché Neves è un giocatore che fa la differenza. No, Neves è un giocatore che fa la differenza. Ma guarda, è un giocatore che fa la differenza. Vediamoci 2 minuti di Neves, sì. dai. Allora abbiamo provato il filmato, già tu lo conoscevi? Come no? Che sapevi dire? Poco, però lo conoscevo. Però mi hanno fatto vedere un altro filmato di convenienza, quelli che fa il passaggio e poi non fanno vedere se va all'avversario o va a Genna è un grande giocatore, guardiamolo. Guardiamo, prego la regia, Neves. Commentiamole pure, no? Perché qua adesso le vediamo. Gli schermo grande qua. Sono queste, allora possiamo avere un giudizio di Calaiò? Insultato l'allenatore. Emanuele, tu lo vedi in queste movenze, secondo te è un giocatore importante per il Napoli o non ci dobbiamo fidare dei filmati? No, è un giocatore sicuramente importante, dove ha fatto benissimo all'Ajax, come ragazzo è un giocatore anche un po' discontinuo, perché in questa ultima stagione non ha fatto grandissime cose, ha alternato alti e bassi. Però è un giocatore che è duttile, è un giocatore che può giocare a destra, a sinistra, un giocatore che se ti punta ti salta. Ci sono i giocatori, quelli che deve prendere il Napoli sono questi, i giocatori che alzano l'asticella, giocatori che possono fare gol in qualsiasi momento, vedono la porta, no? Che vedono la porta, che ti accendono la luce all'improvviso. Giocatori come Kvara che non devono essere mai tolti dal campo. Che ruolo è secondo te Neres? Che ruolo è? Lui è un esterno, che può giocare nel ruolo di Politano. Però hai detto quest'anno non ha fatto proprio bene. È stato un po' discontinuo. Io me lo ricordo ai tempi dell'Ajax, dove veramente facevi lì l'abbiamo. Guarda che gol qua, guarda che bel gol, vediamo il gol. Guarda che bel gol per terra, quest'anno un po' così. Però è un giocatore che magari Conte è proprio uno di quei giocatori che lo fa rinascere di nuovo. Lo fa rinascere, può dare quell'entusiasmo, quelle motivazioni che lo fanno ritornare ai tempi dell'Ajax, che veramente ha fatto delle cose straordinarie. Hai toccato un argomento importante, hai detto lo stesso Cravaschelli, che tra l'altro credo che una società di calcio deve tutelare, perché sono 2 anni che prende calci e non viene tutelato. Un tempo intero, botte a tutta forza, un solo ammonito su 10 falli. È gravissimo questo, vuol dire che è una società che non è forte a livello palazzo.
Assolutamente sì, perché è da tanto che ci lamentiamo di questa cosa qua, Gennaro, perché da quando è arrivato Kvar in Italia si è sempre detto comunque di tutelarlo, perché i falli che prende questo ragazzo il giocatore che ha subito più falli ma nella non sono stati neanche ammoniti. Testate dietro la testa addirittura. E questa era la cosa incredibile. È gravissimo. È gravissimo, quindi comunque la società si è fatta sentire. Non so che potere c'ha il Napoli su questi discorsi qua a livello del palazzo, diciamo. Per qua più il Napoli ci vorrebbero i dirigenti, e il Napoli insomma di dirigenti Oriali è un giocatore campione del mondo, è appena arrivato. Sì, ma è un coordinatore, non è un dirigente. Sicuramente non è lui che va a... Non è un uomo da stanza dei bottoni. Ti dà l'impressione, qualcuno ha avuto queste impressioni di voci, che il Presidente abbia voluto fare un dispetto a Conte e Conte al Presidente? Perché dicono che qualcuno ci pensa, c'ha ancora conservato quel fatto che dice qui comando io, decido io. Può essere questo? Ma Gennaro, come fa a dare torto? Cioè, prendi Conte, gli dai 7 milioni all'anno e poi vuoi decidere tu. Cioè, è un controsenso come cosa. Tu che pensi? Vuole decidere lui ancora? No, io penso che ci sono stati dei problemi dove comunque, perché fondamentalmente sono partiti bene con Buongiorno, Marin, Spinazzola, io avrei preso pure Hermoso, ma qualche settimana fa, però poi col discorso di Osimhen si è un po' bloccato tutto. Brescianini è bruttissima figura, Brescianini, almeno per quanto mi risulta, era un giocatore che voleva assolutamente Manna, è un pupillo di Manna, non è stato, e poi lo perdi. Non è stato chiesto da Conte. Ma lo perdi poi? Poi non so che cosa è successo. Dopo ve lo racconto io. L'unico giocatore che voleva era Gilmour. Sentiamo subito che cosa allora, vi racconto questa cosa qui, perché noi eravamo gli unici a essere presenti fuori Villa Stewart. Noi, Sky e Mediaset. Sky e Mediaset riprendono l'arrivo di Brescianini, poi vanno via e rimaniamo solo noi fuori Villa Stewart. Passano 2 ore e iniziamo a vedere un via vai strano. Mi contatta l'inviato, dice ma qua stanno succedendo cose strane, il dottore entra ed esce, anche l'avvocato del giocatore, ma sta succedendo qualcosa? Noi mandiamo qualche messaggio ai dirigenti e nessuno ci dice nulla. A un certo punto esce l'avvocato di Brescianini verso mezzogiorno la mezza, addirittura, urlando vicino all'autista: apri subito il cofano. Dice l'autista: ma io ho ordine di portare 4 persone alla stazione. No, abbiamo deciso noi diversamente. Comunque dopo nemmeno un'ora si prendono i bagagli, arriva una Golf con un impianto a metano a prendere il giocatore, cosa strana, perché sai, i giocatori vengono anche presi con macchine di lusso. Comunque Gennaro, dopo nemmeno un'altra ora esce che il Napoli aveva provato durante le visite mediche a cambiare le condizioni di pagamento al Frosinone. Perché? Gravissimo. Che cosa voleva? Il piano qual era? Con i soldi di Caiuste del giorno prima che era saltata la trattativa, li prendevano e gli stessi soldi li avrebbero dati al Frosinone. Nel momento in cui sono venuti meno questi soldi, il Napoli non voleva prendersi un rischio di prendere Brescianini senza aver venduto o piazzato Caiuste. Quindi che cosa fanno? Provano, secondo quello che poi abbiamo ricostruito noi, provano a contattare i dirigenti del Frosinone dicendo: non ti posso pagare in 3 anni, ma ti posso pagare in 4 anni, il primo anno non ti posso dare nulla. I dirigenti del Frosinone, che già avevano impostato tutta la trattativa, si indispettiscono. Il presidente del Frosinone è uno degli uomini più ricchi d'Italia, stiamo parlando dell'ex vicepresidente di Confindustria. Che cosa fa? In 5 minuti contatta Beppe Riso, che poi è l'agente del giocatore, lo stesso agente di Buongiorno, e i dirigenti dell'Atalanta. Brescianini viene venduto in 5 minuti all'Atalanta. Questa secondo me è una delle più grandi brutte figure fatte dal Napoli durante la gestione della questa è una delle più brutte figure nel mondo del calcio. No, ma ti dico perché come puoi fare leva psicologicamente su un giocatore che va a fare le visite mediche e già si sente un giocatore del Napoli, poi va, sai, si fa tagliare fuoco là fuori.
Facciamo una foto, dicevano. Però se ne fate vado, io ho visto una conferenza stampa del DG del Frosinone che in effetti non è che era molto arrabbiato, è stato un malinteso fra me e ma non possono dire diversamente. Sì, fra me, poi diciamo anche quello che hanno detto loro, no? Frosinone dice che fra me e Manna c'è stato un disguido, non è che... Ma non ti potrà mai dire non è che il Napoli non voleva pagare... I rapporti che ci sono, non dimenticare che ci sono parecchi rapporti. Ma diciamo che alla fine bisogna vedere che si dice che sia arrivata questa PEC, chi l'abbia mandata, chi non l'abbia mandata, ci sono tante polemiche, c'è un collega di Repubblica. Ma nella storia del calcio, scusate, adesso facciamo un'analisi completa. Nella storia del calcio, voi avete mai visto uno che viene respinto alle visite mediche non perché non è idoneo, ma perché la società denuncia al solito? Questa è la domanda, la risposta. Con le visite mediche a Villa Stuart che costano almeno 10.000 euro, anche se devi fare un prelevo, lì si assumono la responsabilità clinicamente se un giocatore è idoneo o non è idoneo. Quindi conoscendo De Laurentiis avrebbe mai perso 10.000 euro buttati così? Non ci piove, non perde nemmeno un euro conoscendo il presidente. Eravate anche sul posto e siete stati però una domanda faccio a voi, a tutti chi vuole rispondere. Ma nel calcio di solito Laurentiis qualche anno fa prendeva giocatori in esuberanza, addirittura Paoletti che poi lo metteva in panchina, poi lo vendeva dopo, è successo anche con altri inglesi se vi ricordate. Come che tu perdi un giovane pure che è un altro giocatore, ma poi come Lukaku e Osimhen lo puoi fare contemporaneamente. No, ma poi Brescianini... il prestito di Lukaku, chiedo scusa, prima ne parlavamo io e te, con la Roma e con l'Inter è stato molto molto basso. Qui invece si parla addirittura che aumentano il prezzo perché il presidente del Napoli è ricco nel mondo del paradossalmente Gennaro Brescianini non è un grandissimo nome, ma per questo Napoli poteva essere, no, ti dico, poteva essere un giocatore funzionale perché non abbiamo un giocatore in rosa con le caratteristiche che ha Brescianini. È mancino, può giocare interditore, poteva fare la mezzala, poteva fare l'esterno di fascia col piede sinistro, poteva essere anche una valida alternativa a Olivera. È un giocatore di inserimento. Ti dico, il dio del calcio, vedi, è spietato. Noi l'abbiamo preso, gioca alla prima con l'Atalanta e segna 2 gol. Ricordiamoci Barella, successe un po' la stessa cosa. Brescianini o Gilmour? Io penso che io preferivo tutti e due, perché il Napoli ha bisogno di tutti e due. Cioè noi non possiamo dire tutti e due, perché in questo momento il centrocampo del Napoli, noi abbiamo 2 giocatori, Lobotka e Anghissà, poi non c'è più ci rendiamo conto che c'era Colisacco sulla panchina del Napoli, signori? C'era ancora qua Jesus, Savio, c'era ancora qua Jesus, che sono 2 anni che ha rovinato lo spogliatoio. L'anno scorso si è presentato a tutti gli allenatori al posto di Di Lorenzo e Di Lorenzo ha litigato per colpa sua, perché la scavalcata andava con gli allenatori a parlare e non rispettava il capitano. Osimhen che aveva si era schierato dal lato di Juan Jesus, quando l'ha saputo, fatto marcia indietro e è andato a chiedere scusa a Di Lorenzo, ragazzi. Qua dobbiamo sapere di fatto che la gente non sa, poi quando si sanno delle notizie noi dobbiamo farle sapere. Però io vorrei un attimo rilevare anche la discussione sotto un aspetto tecnico e tattico. Voi siete convinti che questo Napoli non può giocare con 2 soli giocatori a centrocampo? Il Verona nel secondo tempo ha preso il sopravvento. Allora io mi chiedo, questo modulo che Conte fa applicare a giocatori... No, questo modo che Conte fa applicare a giocatori che non giocheranno più mai, no? È il modulo giusto per... Io ti dico di no. Io ti dico di no perché Anghissà ha la capacità per 30 minuti di rompere il gioco e come dire, correre. Anghissà l'anno scorso ha camminato per tutta la stagione, signori, da Frosinone fino all'ultima partita. Se andate a vedere pure il gol preso con il Real Madrid, lascia stare che poi ha segnato pure lui. Ma è un giocatore che veramente ha fatto fatica per tutto l'anno e lo metti in un centrocampo a 2 con Lobotka che non è un mediano di rottura, ma un centrocampista di costruzione. Mi hai dato un assist, Savio. Ti dico, questa secondo me è una può essere che è in sovrappeso, Emanuele. No, ma come quest'anno è... Quest'anno guarda, una preparazione pazzesca. Guarda, ti dico, è impeccabile. 3 kg di capelli, ragazzi. No, ha fatto una preparazione impeccabile. Per scherziamo, forse i capelli. Abbiamo seguito di mano, sempre in fila. Dico forse i capelli, ma fisicamente sfido chiunque a fare un ritiro con Conte del sovrappeso. In questo momento fisicamente l'anno scorso si è fatto male al primo allenamento con Garcia perché aveva, anche lì c'erano dei metodi di lavoro, lasciamo perdere.
ma ha fatto fatica a recuperare per tutto l'anno. Quest'anno ti dico, fisicamente, al di là del fatto che poi abbiamo Di Bala perso... Castel di Sangro è stato sempre in prima fila, sempre. No, ma ti dico, è un giocatore recuperato sotto questo punto di Voglio vista. sentire Emanuele sul fatto che hai fatto la domanda. Scusi, è possibile che Conte possa cambiare schema tecnico? Tu lo conosci bene? Per me dovrebbe. È possibile che potrebbe fare un 4-1, Lui è stato come si dice il tuo allenatore, 4-1? meglio di te chi lo può 4-1, 4-1 si parla. Se tu ti ricordi la conferenza, lui ha detto che dice, io voglio che il Napoli abbia anche due facce, avere un'alternativa. Cioè io non è detto che in una difesa a 3 posso pure durante la partita o durante la stagione rigiocare a 4, perché lui a 4 ci ha anche giocato. Allora per me i giocatori che ha il Napoli in rosa in tutti questi anni, il modulo è il 4-3 per le caratteristiche che ha il Napoli. Poi è chiaro, arriva Conte, 48 gol presi, qualcosina deve aggiustare, no? Però può anche giocare per esempio con il 3-4-3 o a posto di questo 3-4-2-1, giusto? Però è chiaro che un'alternativa al centrocampo ci deve stare, perché Lobotka è un play, non è uno che può giocare mezzala. Ma la cosa strana anche, ma Foloruscio poi che fine ha fatto? Anche sto ragazzo qua. Questa è un'altra cosa strana, perché si puntava su sto ragazzo qua, è stato in nazionale. Gli è stato poi rinnovato il contratto. Ma pure Gaetano deve essere convocato in nazionale, da quello che ci risulta, Emanuele, Conte non sarebbe vanno... rimasto molto impressionato dall'atteggiamento agli allenamenti di Foloruscio. Questo è quello che sappiamo Io so noi. anche che hanno anche allora c'è litigato. un discorso, c'è un po' di incoerenza tra l'allenatore e la società, perché se tu analizzi Foloruscio in ritiro e dici a me Foloruscio non mi piace, la società non può fargli il rinnovo di contratto. Però attenzione, quel rinnovo di contratto è anche figlio dei rapporti dell'agente di Foloruscio con il Napoli, perché ma è chiaro, ma anche per venderlo, per avere anche una forza contrattuale per poterlo rivendere. Però ti dico, tu la domanda che ti facevi, com'è possibile rinnova e dopo 8 giorni è sul mercato? È possibile, Emanuele, perché purtroppo gli allenatori hanno le loro fisse, ma esiste anche un mercato che è in continua evoluzione. Secondo me la cosa grave è che non sia stato nemmeno in panchina con il Verona. Questa allora, è la cosa grave. Scusami, se tu mandi via Foloruscio e mandi via Cajuste, tu oltre al Gilmour, tu ne devi prendere un Ma altro. questo stavo dicendo prima. Però Massimo diceva o Brescianini o Gilmour. No, tutti e due. Però loro reintegrano Gaetano, attenzione, però reintegrano Gaetano. Sì, ma Gaetano, ma dove lo fai giocare? Dove lo fai giocare? Ma perché non hanno giocatori, perdonami. Non hanno certo, giocatori. perché a 2 in mezzo al campo Gaetano non può mai la seconda giocare. partita di campionato con gli Allora ho ragione io quando dico che abbiamo in campo una squadra che non sarà la squadra del Napoli. E che continuiamo a insistere con schemi, moduli e quant'altro per giocatori che non giocheranno più quando arriveranno questi riformi. Io penso che al di là dei moduli allora ci che vogliono serve i giocatori. I giocatori fanno il modulo, ragazzi, perché poi alla fine tu puoi giocare con qualsiasi modulo, ma ci vogliono i giocatori che ti fanno la differenza. Sì, ma questo vi dico, che lo facciamo a fare se non avremo i giocatori che giocheranno poi nel campionato? Cioè, ricordiamoci che noi abbiamo giocato la prima partita a Verona con Jesus. Che l'anno scorso è stato e non c'era Buongiorno, perché per me se giocava con Buongiorno Rachmani aveva la difesa che ha intenzione lui di fare, tu non perdi mai sicuramente, perché due gol sono figli di errori di Jesus, quello che ha fatto l'anno scorso. Io non riesco a capire sinceramente come possa avere tutta questa credibilità questo giocatore anche con Conte. Per me questa è una cosa grave. Cioè, no, guarda, l'anno scorso io contavo 10-12 gol presi proprio per colpa proprio di Juan Jesus. Sarà anche un professionista esemplare, impeccabile, ma qui parliamo di calcio, signori. Io avrei buttato Marin subito, la prima partita. Subito. Ma anche con due centrali. Marin e Di Lorenzo oppure Oliveira. Marin subito. Paradossalmente noi avevamo un giocatore più forte di Juan Jesus, che nella scarsezza è più forte, era Ostigano. Sicuramente, ma ti dico, se non hai 3 centrali pronti, gioca con la difesa a 4, perché ti devi ostinare? Qui, secondo me, qui sbaglia Conte, perché se non ci sono i giocatori pronti che ha fatto. Sì, perché se non ci sono in questo momento giocatori pronti per questo schema, ti devi adeguare a quello che hai. Un'altra cosa che non sono d'accordo, io sono Mario Rui, che è il migliore a sinistra per me. Mario Rui. Per me è superiorato. No, ma Mario Rui può giocare a 4, Gennà, però nell'idea di Conte c'hai l'idea di fare giocare Oliveira braccetto di sinistra, perché nell'Uruguay l'ha fatto,
e Oliveira può giocare terzo. Un po' macchinoso però, Sì, ma come terzo centrale, che anche che imposta, secondo me non è male. Sicuramente è meglio di Jesus. Dico io, allora se non c'hai Buongiorno, non potevi giocare con Marin, Rachmani e Oliveira? Sì, ma perché doveva giocare quello che ha Jesus? detto anche Perché? sono d'accordo. Allora, Marino non è ancora pronto al 100%. Ma voglio dire, Ma come mai non noi è pronto e individuiamo- faccio giocare Jesus? Una domanda, come mai noi individuiamo tutte queste cose prima da mesi e che il Napoli ancora si ostina a giocare, a far giocare dei giocatori che non sono all'altezza? Allora, secondo no? me E poi il Gennaro, ruolo anche. Conte si sta rendendo adesso conto che la situazione era talmente grave sotto il profilo sia tecnico che psicologico, che è rimasto anche lui, secondo me, sconcertato da questa situazione. Sicuramente. E poi se la vogliamo dire tutta, abbiamo anche questo Raspadori, no? Che sono anni che non riusciamo a capire prima qual è la Juve lo vuole, non ma glielo qual è il dà. ruolo di Io Raspadori? l'avrei dato. Ma mi Subito dite per all'inizio dell'anno l'avrei favore, dato. Calaio, Subito. tu hai giocato a Come? calcio, mi dici per favore qual è il ruolo ideale per Calaio? Il ruolo di Raspadori è seconda Raspadori, punta. di Calaione. È dietro la Come punta. giocava al Sassuolo. Quello è. Però voglio dire una cosa. centralmente, Ma nel gioco di vicino alla Conte porta. pensi che non c'entra? Nel gioco di Conte non c'entra. Beh, No, voglio dire, nel 2-1 neanche nei tre larghi, perché Ma lui non quelli è che un hai esterno. preso tu, c'hai Cravaschella, hai preso Nires. Lui Raspadori è un giocatore da 3-5-2. È la seconda punta nel 3. Secondo me è un giocatore da 3 minuti. Secondo Da me 30 deve giocare in minuti, va. un'altra squadra, non è per prima scelta. Con il giocatore che noi cerchiamo dalla vittoria. Ma anche scudetto. che dire, no? È un giocatore che se vai in un Bari, in un Verona, in una squadretta del Como, magari fa pure gol, no? Perché tutti giocano per lui. Ma qua, giocare nel Napoli non è facile, Gennaro, per nessuno. Cioè, ma com'è possibile? Aveva vinto lo scudetto, per poi se lo brocchi, no. È una questione che non riusciamo più a Cambiamo marcia perché c'è il calcio. Volevo dire ci sono Voglio dire tantissimi solo, messaggi voglio da dire solo casa. questo, voglio dire, comunque io come Massimo sono fiducioso, però Conte si deve mettere in testa che deve prendere le reti in mano e deve dire al presidente fatti un attimo da parte e mi deve prendere questi giocatori, se non glieli gliel'avrà prende, detto, deve alzare la mano e deve dire io mi fermo Ma perché gliel'avrà detto. no, Genà, avevano 4 giocatori, sono sicuro. gliel'avrà detto, siamo a ti posto, prego. noi dobbiamo essere fiduciosi. Sicuramente dalla prima Si partita riparte non è con che fiducia, possiamo- con della Però Web diciamo che Conte, posso dire una cosa, ha avuto un merito, rivalutare gli ex allenatori del Napoli. Non tanto Garcia che ha fatto danni, ma Mazzarri sì. Che Mazzarri, te lo dico io che ci ho parlato proprio in settimana, ha detto che aveva detto tutto a De Laurentiis, cioè che questa squadra andava rifondata. Perché purtroppo lui aveva capito che bisognava assolutamente giocare il famoso 5-4-1 che molti mi prendevano in giro, perché questa squadra prendeva troppi gol. E mi ha detto che se arrivava Osimhen, se lui teneva Osimhen, non arrivava al 10° posto. C'è una Sicuramente schermata che quarta, dice sesta proprio posto. quello che tu stai dicendo, guarda, vediamo. perché secondo me qualcuno cerca di bruciarlo Conte. Per me è grave che si voglia dare colpa al Massimo, c'è qualcuno, Angelo, ma pure giornalisticamente parlando. Un giorno dicono che è migliore, un giorno dicono che non vengo, non viene, poi viene, io lo sapevo, e poi dopo dicono non è all'altezza. È grave. È sempre stato così. Cioè, ma è gravissimo, perché quattro cose diverse dette da giornalisti che stanno nel Napoli, che prima sparavano addosso al Napoli, adesso sono nella famiglia del Le Napoli. prime 4 È pericoloso che la gente gli dà tutto questo stellare spazio. perde col Girona, Conte non è buono. Ma è grave, è grave. Purtroppo è Però così. scusami, quando Conte fa quella conferenza stampa, no? Prima di Verona, Va bene. aspetta, e dice quelle cose, scusate, Dice la Ma ha verità. detto la verità, cioè, perché? L'italiano lo conosciamo tutti, no? Ha gettato un allarme serio. Ma sapete che a Verona si poteva anche andare a vincere con una squadra che retrocederà, ve lo dico io sicuramente. Può essere. Però il Napoli si è fatto talmente ingerare, perché insomma il primo tempo, tanto quanto, insomma, ha tenuto, ma poi è assurdo che una squadra perde completamente la lucidità, non riesce a recuperare, a fare nulla di sempre per errori individuali. Sì, però. ma il primo tempo, anzi posso dire, penso Il che primo tempo, se il Napoli passava in vantaggio, non c'era niente da che dire. Emanuele diciamo che qualcosa Però si questo voglio dire. nascondevano diverse cose che... No, però Gennaro, però questo voglio dire, attenzione, che il primo tempo si è visto qualcosina di cose. I primi 20 No, minuti. perché purtroppo se tu hai 2 centrocampisti che non fanno un gol, anche se stanno sulla linea di porta, perché là anche Sa e sia Lobotka, se ti ricordi, hanno avuto Sì, due possono fare gol. cioè 2 centrocampisti Non hanno proprio quelle caratteristiche. è quello che ricerca Conte, come fra le altre cose, sia Lobotka, e questo Emanuele mi può dare atto, che anche Sa non hanno il lancio lungo,
Perciò volevo prendere a McTominay del Manchester. Però Massimo, chi aveva illuminato il Napoli è stato Cravaschelli, che gli è stato consentito all'arbitro di fargli del male per tutto il tempo. È dovuto uscire e non è giusto. Allora, se tu fai gol con Kvara, tu la partita non la perdi. Sicuro. Perché il calcio si decidono da episodi. Sono d'accordo. Ok, perché tu vincevi 1-0 il primo tempo, perché l'occasione di Lobotka e quella di Kvara, tu vincevi 1-0. Penso che il Verona, il Napoli non ha mai rischiato nel primo tempo ed stava senza Buongiorno. Il secondo tempo tu hai preso gol per errori individuali, non di reparto, perché Jesus c'ha 2 gol sulla coscienza. E tra l'altro il giocatore che salva il gol su Kvara, cioè l'esterno destro, uno dei giocatori che il Napoli sta in queste ore sondando come jolly sugli esterni, proprio anche Mazzocchi si è ritrovato a fare il titolare, ma parliamoci seriamente, Gennaro, è Napoli, sì, no, tutto il bene che voglio a Pasquale, io gli voglio bene perché ci ho giocato insieme, è un giocatore che ha molta gamba, però secondo me Mazzocchi titolare nel Napoli, secondo me non può giocare. Secondo te ma che ruolo? Ma sai perché? L'Atalanta ha preso Bellanova, era il Napoli che doveva prendere Bellanova. Esatto. Ragazzi, c'è Gennaro, noi siamo arrivati in tanti frangenti della partita ad arrivare col 3-2-5 con i 2 esterni che arrivavano praticamente nella 3/4 del Verona, ma non hanno nel loro DNA la capacità di segnare. Stiamo parlando di esterni che corrono ma non hanno, cioè questo schema per me si potrebbe fare con esterni tipo alla Teo Hernandez, giocatori che hanno anche nei piedi 5-6 gol a campionato, ma non con Mazzocchi o giocatori di questo tipo. Come Di Lorenzo è un giocatore che sono anni che anche se Mazzocchi puoi fare pure il secondo di Di Lorenzo. Ma guarda che Di Lorenzo che giocherà là, ma purtroppo Buongiorno si è infortunato e ha dovuto giocare con Di Lorenzo dietro. E Mazzocchi deve fare il secondo, ma lo fa alternativa, bene. Lo fa anche bene, perché non ha la qualità, secondo me, grande corsa, ma gli manca la qualità. Ma per vincere lo scudetto bisogna avere anche questi tipi di calciatori. Voglio fare una domanda a Emanuele, che me l'hanno fatta a me, io non ho saputo rispondere. Secondo l'idea tua, la Kvara ha sbagliato o ha fatto la cosa giusta? Che qualcuno mi dice no, si doveva allargare e quindi oggi facevano fallo di rigore. Il Kvara dello scudetto sarebbe arrivato davanti alla porta, avrebbe fatto lo scavino, avrebbe fatto gol. Quindi c'è perché da lui per le qualità che ha e Cavagliò che faceva? Cavagliò faceva un diagonale al posto, saltava il portiere. Avrei fatto lo scavino, perché quando si arriva là tu fai una finta, il portiere va a terra, perché poi il portiere era a terra, quello è intervenuto il difensore. 99,9. Ma il Kvara che sta bene non si fa neanche intervenire dal difensore, va a 3000 davanti alla porta. Ve lo ricordate il gol che ha fatto con l'Atalanta? Sì, cioè che si è scartato a tutti. La poteva, se stava lucido mentalmente e fisicamente, la poteva sterzare, quindi è giusto che scivolata, andava fuori dal campo e la metteva dentro. Io direi prima parte ad alto livello, siamo stati proprio bravi nei dettagli. Ma io direi anche che prima di andare in pubblicità ti volevo chiedere, so che ci sarà la proiezione del tuo docufilm a Merano e alla Spezia, ci saranno in questi 2 posti, anche se possiamo dare l'inquadro così, li salutiamo pure settembre e 14 e 15 settembre a Merano e 21 e 22 settembre alla Spezia. A proposito di Maradona però c'è un grande amico che se ne è andato. C'è un grande amico che vogliamo ricordare, è proprio nel film dove Savio interviene nel nostro docufilm, c'è un momento dedicato a José Alberti che non è più dei nostri, è scomparso mentre noi non eravamo in onda, l'ho fatto, però lo vorrei ricordare in questo modo molto più bello e più affettuoso, perché José è stato uno dei protagonisti dell'arrivo di Maradona, insieme abbiamo fatto delle cose bellissime dove le andiamo a raccontare proprio nel film, nel docufilm. Prego la regia. Ma oltre Cister Piller c'erano Guglielmo Blanco, Nando che faceva parte di questa equipe e poi c'era José Alberti che in realtà poi non si racconta ma è stato un interprete importante di questa storia. Ci vedevamo tutti i giorni giù a Mare Chiaro e creammo un entusiasmo non indifferente perché io invitai tutti gli amici miei al battesimo di mio figlio. La trattativa andava nel profondo, poi Giorgio subito capì di che pasta eravamo fatti. Lui alla sera si parlò con Dio e disse questa è la città per te, qui sicuramente succederà qualcosa di grosso. Era il momento dedicato a Giuseppe
Un abbraccio alla famiglia, a Maria, ad Andrea e alla sorella, che veramente è stato un momento molto bello. I migliori anni della nostra vita li abbiamo vissuti anche insieme a Giuseppe, che è stato, oltre ad essere un grande interprete, un uomo di calcio, ma un grande amico insieme alla sua famiglia. Eravamo giù da Giuseppone che... Aveva anche un locale lì, la Cueva, sì, famoso, bravo, dove esatto. si mangiava benissimo ed era sempre gentile. Noi non volevamo mai farci pagare, Giuseppe, ma dobbiamo pagare, ma quando mai, non vi preoccupate. Veramente è stato eccezionale. Stato Abbiamo vissuto insieme dei momenti veramente straordinari. Mi ricordo a casa sua che ci ha mandato un messaggio. A proposito, Andrea, andiamolo a leggere il figlio. Ci ha mandato il figlio un messaggio dove c'è: ciao Gennaro, sono Andrea, il figlio di Giuseppe, grazie mille per il pensiero. In realtà tu sei uno dei pochi che conosce la verità sull'inizio della trattativa e ricordo ancora, anche se ero un ragazzino, quella sera tutti voi a casa mia, con papà al telefono, con la Spagna e poi quel liberatorio è fatta. Così come quelle volte che ho preferito venire con voi in curva e non scendere in campo con papà perché mi piaceva di più. Racconta tutta la reale verità, papà ne sarebbe contento, un grande abbraccio. Come vedi Andrea, lo abbiamo fatto con grande orgoglio e vogliamo ricordare papà e che gli angeli lo accolgono in paradiso. E anche in settimana, poi dopo avremo un filmato. Sì, abbiamo provato un altro filmato con un altro grande amico. Sì. Questo periodo che non ci siamo stati in TV è successo un po' di tutto. Anche per Gianfranco domenica Lucy ha organizzato una commemorazione sulla tribuna stampa. Esatto, questo lo faremo anche noi con un filmato raccontato da Angelo Pompameno, soprattutto a noi ci ha fatto diventare giornalisti, ragazzi. Non lo dimentichiamo che c'è stato, siamo cresciuti con questo grande amico, un gran signore. È uno che soprattutto era innamorato del Napoli, era uno dei Borboni, come lo siamo. Ne parleremo dopo, ne parliamo dopo, giusto? Sì, giusto. sì, adesso e poi ricordiamoci anche di questi bambini scomparsi, ragazzi, veramente. Stanno succedendo delle cose strane in questo mondo. A breve parleremo di tutto ciò. Ci fermiamo un attimino perché andiamo in pubblicità. Back to Euronics! Riparti con le offerte per la scuola, il lavoro e ogni tua passione. HP Notebook con SSD da 256 GB, 299 €. Scegli la tua rata e paghi da febbraio 2025. Tablet Samsung Galaxy A9, tuo a 99 €. Back to Euronics! Riparti con le offerte per la scuola, il lavoro e ogni tua passione. Euronics, un mondo più avanti. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. confettimaxtris.it. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno, sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Gruppo Papallo. 50 anni di eccellenza nel guidare le tue scelte. Con un'ampia gamma di servizi di vendita, assistenza e noleggio. Qualità certificata, servizi su misura e prezzi che fanno la differenza. Vieni a trovarci nei nostri showroom a Napoli in via Nuova Toscanella 25 e 75 o in via Chiatamone 25. Sul web www.gruppoautopapallo.it oppure seguici sui nostri canali social.
Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. confettimaxtris.it. Eccoci qui, siamo ritornati. Alla mia sinistra ho una grandissima artista, bellissima, per me favolosa, Sole Luna. Grazie, anche tu sei Buonasera. bellissima. Buonasera, è un piacere essere ritornati, sperando che sia una stagione bellissima. È un piacere anche per noi, so che sei venuta con una parte del tuo gruppo. Accompagnata da grandi musicisti, Antonio e Peppe, Antonio Piccolo e Peppe da Sì, perché prima mi spiegava che soltanto una parte del suo, sì, del suo gruppo e quindi... non ce ne doveva mandare tutti noi. Va bene, piano piano ce la facciamo perché sono due grandi musicisti, ti assicuro. Sì. Però prima di passare ovviamente di darvi il vostro momento, direi di guardare tutti insieme un Amarcord preparato dalla nostra regia con protagonista Gigi D'Alessio e poi dopo ascolteremo la sua grandissima voce. Andiamo! Io così. Era un artista a cui ho voluto tanto bene, come anche Mia Martini. Ci siamo incontrati prima del concerto qualche giorno fa, è stato molto disponibile, a dire la verità, ci siamo abbracciati, mi ha ospitato prima del camerino, mi ha fatto stare 20 minuti e poi è andato, cioè ho detto Gigi vattene perché potevi andare, non è giusto. Eravamo io, Costanza, Isabella e soprattutto voglio ricordare che c'erano la Bonella di Mister Engi, Mimmo Sepe, Nino Musella e ricordiamo questi grandi amici che veramente li portiamo ancora nel cuore. Adesso è venuto il momento di ascoltare te con una canzone intitolata Nanotto sotto stelle. E allora prego. Stanotte ti porto con me in vicole che sta città e quartiere ti faccio girare a dove sto incantata a guardare tutta notte con te voglio stare da sta città sa balla da candela una notte sotto stelle con te voglio stare da sta città sa balla da candela una notte sotto stelle con te voglio stare vieni qua vieni a ballare da candela una notte sotto stelle con te voglio stare vieni qua vieni a ballare da candela una notte sotto stelle con te voglio stare. Si sta bocca ti fa staccare questo cuore con te portare che sta
città, sotto stella con te voglio stare, da sta città sa balla la candela, una notte sotto stella con te voglio stare, da sta città sa balla la candela, una notte sotto stella con te voglio stare, mi camera ballando la candela, una notte sotto stella con te voglio stare, mi camera ballando la candela, una notte sotto stella con te voglio stare. E sì, stanotte mi metto paura, e sì, sto cuore potrei indoscuro. Resta con me, no, tu non me la sai. Vieni a ballare, rinda questa città. Tutto bene, allora A ti posto. faccio i complimenti a te, così ci rivediamo Grazie. tra un po'. A tra poco. E poi dopo avete un impegno importante, alle 11 ce la facciamo fare. Ce la faccio. Ok, allora fai prima l'impegno con noi e poi l'impegno tuo. Assolutamente. Ci sono più di 1000 persone ad aspettare. Allora ci vediamo tra un po', grazie, sei sempre gentilissima tu, Grazie a Antonio, te. e grazie anche, ci vediamo tra un po', Peppe. Ok, accomodatevi, ci siamo, confetti Cristo, Sì, giusto? confetti. Compamele, confetti. So che Voglio sei ricordare a confetti. tutti Ma li vuoi quanti confetti? di scegliere Ah, li sempre vuoi i confetti Cristo, Maxtris. Chi li voleva? Compameo, li voleva i confetti? Si dice prima i confetti e poi i difetti. E intanto domenica arriva in Bologna. Bologna. E allora? Quindi? Quindi no, vogliamo sapere il quindi da Non te. vorrei che il Bologna ci ha fatto gli scherzi spesso. Ma non è lo stesso Bologna dell'anno scorso. Sì, allenatore, ci non vediamo è lo con- stesso Napoli. confettino in diretta, vai. Non è per fortuna non è lo stesso Bologna dell'anno scorso. Ma è lo stesso Napoli. Confetto Max Tris, vai, mangiati un confettino Ah, e tu poi, detto- poi ti esprimi, perché vorrei capire bene, perché tu dopo parli sempre bene, che la camicia di Forzi che Massimo ti ha portato hai detto che non la dobbiamo mettere, ed è Camicia di giusto che Forzi. sia così. E tu avevi detto, io volevi chiamare l'ambulanza, No, non no, dimenticato. No, ma ha chiesto scusa il fatto di Vabbè, ma l'ambulanza non è arrivata. ma- Massimo non si è ma- ricoverato, però una visita io la farei. no. Aveva ragione. Una visita facessi. Hai detto stiamo poco bene, io e pure lui quando ti ho detto pure, vabbè, tutto a poco capita nel calcio e tutti sbagliamo. Allora, questo Nels lo facciamo giocare da subito. Qualcuno ha detto devi partire dalla panchina, ma non stiamo guaiando! Allora, deve giocare subito. Ti dico, mentre noi stiamo parlando, il Betis Siviglia sta giocando in Conference League e Nathan è titolare. Cioè Nathan ha fatto 3 allenamenti con il Betis Siviglia e già gioca titolare in Europa col Betis Siviglia. Però vinceva 2-0, ora sta perdendo 3-2, chissà chi ha fatto gli errori. No, ti dico, non lo so chi ha segnato e come hanno segnato, ma per farvi capire non servono 3 mesi per fare. Se un giocatore è valido va messo Allora subito in ha campo. ragione Massimo all'inizio quando ha detto. Sì, che devono giocare questi Però giocatori. ricordiamoci che Cruz disse Nathan è un buon giocatore, mentre sappiamo tutti che Juan Jesus è un ex calciatore, no? Perché il Napoli non ha tolto Juan Jesus e ha fatto Prima ne parlavamo con Emanuele. Perché con Nathan un po' di soldi ce li facevi, con Gesù non se lo piglia nessuno. Ma ragazzi, ma non possiamo guardare sempre solo, perché poi De Laurentiis davanti a questo, poi ci perde, perché perdi certi parametri importanti, no? Sotto tutti gli aspetti. Sì, allora secondo me il Napoli si doveva
doveva sicuramente fare qualcosina prima, nel senso sapere che perdeva magari Ostigar e Nathan, e avrebbe dovuto prendere Hermoso qualche settimana fa a parametro zero. Questo doveva fare. Adesso ti ritrovavi un difensore in più, un braccetto di sinistra che tu a Verona giocavi con lui e non giocavi con Gesi. Sì, ma il campionato è fino a maggio, quanto tempo ci vuole per pigliare un giocatore? Quanti anni ci vuole? Pensa che l'anno scorso hanno sostituito. Quante pagine era il tuo contratto? Ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora conservato? No, con tutto quello che c'avevo da firmare ci vuole mezza casa solo per il contratto. Hai detto andate voi, pensate, a questo punto è obbligatorio avere un procuratore, che se un giocatore si presenta davanti a un contratto non sa che cosa fa, allora in automatico che ci vuole un procuratore. Guarda, anche Neves c'è stato un problema sul contratto, sui diritti di immagine. È arrivato a firmare, mentre firmava forse si è reso conto che c'era qualcosa che non andava e si è fermato. È arrivato il procuratore e hanno dovuto ridiscutere, vero Savio? Allora ti dico, vi racconto questa cosa, mi fa anche sorridere. Il Napoli sta girando gli episodi per lo scudetto di questo, che poi usciranno sempre, adesso non si sa su quale piattaforma. Ci sono anche io che parlo diciamo come testimonianza giornalistica dello scudetto, e nella liberatoria noi avevamo dato delle immagini al Napoli, c'era scritto la facoltà e non l'obbligo di citare la fonte di Calcio Napoli 24 nel film. Ora io mi sono andato a leggere il contratto proprio, ma come? Io ti do le immagini gratis, non ti chiedo un euro, nemmeno l'auspicio di vederci nei titoli di coda. E ora questa è una sciocchezza. Immagina a livelli più alti dove sono in gioco milioni di euro quanto è elaborato un contratto del Napoli. Gliela fece questa domanda della Venti. Perché ma lui fa bene, no, ti spiego perché. E come fa bene, ragazzi? Perché lui mi c'è nemmeno una citazione. No, fa bene ad avere contratti così. Ragazzi, ma se noi, scusatemi, se noi parliamo in questo modo, tu sei il diretto interessato e mi dici questo, vuol dire che abbiamo fallito, ragazzi. La nostra città in fra poco, Savio, devono darti, fra poco, Savio, dovrà dare lui i soldi a Napoli. Vedi che ti dico? Tu dici? Fra poco. Ma io penso che Savio veramente fa un buon lavoro, perché quello è il vecchio tipo giornalista che praticamente coinvolge la gente, che oggi non c'è più, che la gente se ne vuole scappare, che il calcio sta un po' deludendo sotto tutti gli aspetti, procuratori, dirigenti, c'è solo business e basta. Se noi togliamo la passione di mezzo, ragazzi, il calcio è finito, veramente è finito, e sarà uno sport con 2.000-3.000 spettatori. Cerchiamo di fare attenzione, non bruciate perché si stanno bruciando il popolo italiano, tutto l'aspetto calcistico, e non va bene. Ma è un vero peccato, perché questo è un fenomeno solo italiano, perché se tu vai a vedere l'Inghilterra, gli stati sono noi parliamo dell'Italia. I tedeschi sono primi, gli spagnoli non ne parlavano, non sanno niente, noi, sì vabbè, il Maradona sì, è pieno, c'è l'effetto Conte, poi bisogna capire fin quando durerà, però intanto gli abbonati li hanno fatti, e però hanno fatto gli abbonati fingendo di fare una grandissima formazione da subito, quindi pensa che amore gli abbonati, che si sono abbonati senza avere la squadra, anzi avendo quella dell'anno scorso. Io l'ho fatto l'abbonamento, io da quando ho lasciato il tipo ho fatto, perché io molto spesso entravamo con i pass tutti, ma non è solo per noi, era anche per tutti i club che erano allo stadio, e mi va stasera di raccontare un passaggio. Chi insisteva contro di me diceva Palmello mangi con Napoli, perché vendevamo le sciarpe e i biglietti, loro volevano vendere l'oro perché avevano i negozi degli orefici, hai capito? E poi facevano andare a dormire tutti i bambini dietro agli striscioni. È stato drammatico questo passaggio, ha distrutto un po' il tifo, e va rivisto, perché sicuramente il presidente aveva fatto un bel programma, poi ha fatto marcia indietro, tu lo sai bene, perché ho litigato per te in questo momento. No, vabbè, l'Espresso la settimana scorsa, ne parlavo prima con Savio, ha fatto 6 pagine, e purtroppo l'ha fatta non solo per Napoli, della mafia delle curve. In tutte le stati d'Italia, dal nord c'è la mafia, qui c'è la camorra e giù c'è la 'ndrangheta. Purtroppo questo è un dato che esiste nel mondo del calcio. Lasciamo stare. C'è da piangere, perché noi che siamo ancora innamorati e passionali e vediamo queste cose ci possiamo solamente rammaricare. Ma andiamo avanti, portiamo pace, sono problemi ormai superati, raccontiamo ancora il calcio con la passione che voi vi ricordate, avete seguito me in curva, eccetera, eccetera, e ci siamo divertiti. Dopo film si divertiranno a Merano e alla Spezia, e poi ci sono altre novità, devo andare anche in America. Va bene, passiamo avanti, anche perché è stato visto, sta piacendo a tutti, e questo per noi è una grande soddisfazione, perché chi non conosce la storia, io stamattina mi sono tolto una soddisfazione, ma è l'ennesima,
Savio, sono andato a Mercedina a farmi una passeggiata, il Bruno mi ha ricorso, eravamo io e mio fratello, ha detto io ti devo delle scuse, ho detto perché? Perché avevo un'immagine diversa, ho visto il documentario su DAZN, che non solo tu raccontavi, ma vedevo le immagini di che cos'era. Ho detto io mi sono ricreduto, ti devo delle scuse, perché la gente vuole far passare un altro messaggio. Ma i ragazzi di 20 anni che non erano ancora nati e parlano di quel famoso progetto degli Ultras che nessuno conosce, perché a 20 anni e a 30 anni, perché i bambini avevano 10 anni, io ho lasciato il tifo 23 anni fa, per cui dobbiamo parlare almeno dei ragazzi di 40 anni. E questo per me è stata una grande vittoria, però non posso che fare gli auguri alle nostre curve napoletane che riescono ad emergere, perché l'anno dello scudetto è stato fantastico, non è successo niente e milioni di napoletani hanno festeggiato in tutto il mondo e speriamo di rivedere il quarto, anche perché io ho preparato già la copertina da un mese, ragazzi. Ce la facciamo vedere questa? Eccola qui, facciamola vedere un po' più grandicella, dai, la vedete? Napoli, lo facciamo vedere, dai, lo voglio far vedere a Savio perché esce la prossima settimana. Speriamo che usciamo con la vittoria con il Bologna. Ma sul quarto scudetto, Gennaro, Sì. Questa va a finire su tutti i social, perché se non andiamo... Eccolo qui. Nemmeno in Europa, figurati. Napoli sogna il 4-3, ma noi sogniamo il 4-3. Sogna! Ah, siamo a posto. È proprio allo stato attuale è proprio Ragazzi, un sogno. ma noi vabbè, tu quando ti siamo un addormenti popolo sogni? di sognatori. Tu quando dormenti sogni? Il maestro Vecchioni, sai cosa ti sogna, ragazzo? Sogna, e tu sogni, e io sogno, e noi sogniamo. Io sogno come Gennaro. Pure tu sogni? Sì, perché non è detto. Ma perché non posso Questa sognare? sconfitta a volte ce lo può dare. Oddio, il Napoli di Sarri, ricordatevi tre No, partite questa quanto sconfitta di punti Piazzeva a volte può dare pure qualcosa in più anche a quelli che comunque... Ma meglio all'inizio, meglio cioè, all'inizio. bravo, io dice, capito? Cioè, no, ma tu sogni. Perdere 3-0 Sempre. non è... Io non dormo quando lo gioca il Napoli. Io ricordo che andavamo alle 7-8 del mattino e si giocava alle 3 a portare i tamburi, i bandieroni, i No, striscioni. io mi ricordo un'altra cosa, cioè che tu e te la notte telefonavi. Tutto a posto? Ma scusa, Gennaro, tutto a posto, sono le 3 di notte, che tutto a posto, è tutto a posto, non c'è un nome. No, perché dobbiamo organizzare, che dobbiamo organizzare, dobbiamo dormire. Già dormenti, Chiamai a Ciro Ferrari per il premio. Lui stava facendo la finale intercontinentale con la Juventus. Lui disse, ma come non lo sai che noi stiamo facendo la finale, la Juventus io schifo, la Juventus. Proprio così gli ho detto. Gennaro, ci sono tantissimi, ma veramente tanti messaggi da casa. C'è Pino Migliaccio, Francesco Lavoro. Vai, Ferdinando da Ischia che ti fa una domanda. Vai, 5 minuti Ti di dedichiamo. La mia domanda è questa, Ferdinando da Ischia, alla luce di quello che di negativo sta accadendo in questo momento storico intorno all'ambiente Napoli, l'ennesima mancanza di programmazione calcistica e imprenditoriale da parte del suo proprietario, che a mio avviso non è altro che l'ennesima pugnalata alle spalle di tutti i veri tifosi del Napoli, innamorati del Napoli, che ancora soffrono per questi colori. Se Gennaro Montori fosse ancora a Palummella e dovesse rappresentare il tifo napoletano, cosa farebbe per esprimere la sua disapprovazione a questa situazione incresciosa e precaria? Mi ha buttato dentro. Non lo so. So solamente che all'inizio ho detto io avrei fatto giocare Osimhen e poi come capogruppo avrei chiesto un incontro al Napoli. Ma già l'hanno fatto, In ritiro? Una delegazione di... No, ma pure dopo dovete farlo giocare, Savio, io avrei insistito. Io, se fossi stato il capo degli Ultras, avrei chiesto un incontro con Osimhen. Se fossi stato il capo degli Ultras, a dire, fin quando tu sei qui, ci rispetti, onori la maglia del Napoli, poi nel momento in cui non sei più un giocatore del Napoli sei libero di fare quello che vuoi. Il fatto che poi non giochi, e lo vediamo in discoteca per l'addio di Caiuste, che poi questi giocatori fanno gli addio con i compagni di squadra dopo che sono stati un anno e Caiuste ha fatto 20 presenze, fanno anche sorridere queste cose e sono anche poco professionali. Un giocatore che il giorno dopo aveva le visite mediche, il giorno prima a Coroglio a salutare compagni nel locale, a fare... Ma poi coinvolge anche i compagni, tu te ne devi andare. No, queste sono cose gravi, queste sono cose gravi che in una squadra di Serie A non dovrebbero proprio succedere. Ma sai quella che io mandai Pompameo, dissi prendi la Vespa e fai fermare subito Fausto Pari, che era fatto Fausto Pari? A fare le lettere di Messi Mori. Ma Messi Mori del Napoli. Veramente io portavo la Vespa, di là mi stava Giorgio. Ah, tu è Giorgio? Giorgio parlo lui. Ti sta bene, Angelo accompagna Giorgio. Vabbè, quella a te non ti stava a seguire. Giorgio sì, Giorgio era convincente. Non perché io voglio sempre difendere della Ventis, perché ci ho lavorato. Io voglio dire una cosa. Il problema è che se il Napoli va male, il primo ad affondare è Aurelio della l'ho detto nel... no, voglio dire, cioè,
lui ha cambiato completamente tutto il modo di pensare. Prima prendeva giovani, no? Ora ha preso Conte 6 milioni di euro. Prima prendeva Sarri, il primo contratto di Sarri quant'è? Cioè voglio dire... Lukaku non lo vediamo. No, ti dico che nel senso lui sta cambiando completamente. Ma tu vuoi Lukaku o Osimhen? Dimmi la verità. Io Lukaku. Vuoi? Perché col gioco di Conte è meglio Lukaku che Osimhen. Che giocato Guarda che è macchinoso Lukaku. Può essere che me lo può dire Emanuele. Guardiamoci. Emanuele, che dici? Conte chi vuole? Lukaku o Osimhen? Io penso che Osimhen, se sta bene, andrebbe comodo a tutti gli allenatori di questo mondo. Bravo. Penso che anche Conte avesse avuto Osimhen con la testa giusta, non avesse pensato manca a Lukaku. Bravo, il napoletano te l'ha detto. Giustamente io vado in ritiro, vado a vedermi la partita in ritiro, vedo lui con la prugna, i ciabatte. Ma io mi faccio una domanda, perché non ha proprio la testa. Lukaku... Ma perché non diciamo... No, ma perché Lukaku non lo vuole nessuno? No, io lo voglio, nel senso, conoscendo Napoli, com'è Lukaku con Conte, per me è perfetto. Ma perché non la diciamo in un altro modo? De Laurentiis ha detto Conte, guarda, io ti avverto che lo devo vendere perché io devo fare la squadra con lui. Questa è la verità. Non è stato Conte che ha rinunciato, come vuoi far passare tu il messaggio, e Emanuele ti ha risposto, ha detto chiunque allenatore prenderebbe Conte. Però come? Ho fatto un'altra domanda. Quali sono le squadre che vogliono Lukaku? Allora, Aston Villa su tutte, l'Aston Villa questa sera fatta l'offerta per Omoro Dion dell'Atletico Madrid, che era un altro obiettivo del Napoli, era l'alternativa a Lukaku se Lukaku non fosse arrivato. Cioè ti dico, il Napoli rischia anche di perdere le alternative. Veramente noi rischiamo, se nemmeno di ritrovarci con Osimhen, e lo dobbiamo recuperare a 360 se lo vedi all'ultimo giorno Osimhen, che succede? È un problema, anche quello è un problema. Perché l'ultimo giorno con i contratti che fa il Napoli, fare anche un trasferimento internazionale in poco tempo, dove devono arrivare anche i trasfer. Ho ascoltato il mio TikTok, ho detto, perché ragazzi, ci sono Raspadoni 30 milioni e 30-40 lo spendi per un attaccante, tieni Osimhen. Allora l'errore è che bisognava mettere una deadline, una data, ok, vuoi andare via, la clausola rescissoria è questa, entro questa data o porti i soldi o rimani. Assolutamente d'accordo. Tutti d'accordo, perché per me è inconcepibile avere un giocatore in rosa che guadagna 10 milioni di euro e non gioca nello spogliatoio. Gennaro, è un problema serio, assurdo. ti dico, è un problema serio, perché se tu concedi ad Osimhen di andare in Nigeria deve restare 2 giorni e resta 6 giorni. Succede un'altra cosa, pallone d'oro deve andare 3 giorni, torna dopo una settimana. Nello spogliatoio i calciatori parlano. Ma il presidente non aveva mai accettato queste cose, pure i campionati in Africa ha fatto andare via una sta partita accettando Gennaro solo per una questione economica, perché teme di perdere i soldi, o meglio di non recuperarli i soldi, perché un De Laurentiis in un'altra situazione con un altro giocatore l'avrebbe appeso al muro. Ha perso i colpi allora il presidente. Io non me l'aspettavo che De Laurentiis si facesse fregare. Hai visto? La penso uguale a me. Un imprenditore così come lui. Io non faccio un contratto Osimhen di 10 milioni se non ho la garanzia di venderlo. Bravo, il contrattino che non io c'è non me questa l'aspettavo volta. da lui, sinceramente. Questa volta però possiamo anche immaginare, e secondo me questa può essere un'ipotesi, che nell'accordo c'è scritto che se non va in un'altra squadra o gli allungano il contratto e gli spalmano i 10 milioni, perché altrimenti dopo veramente il contratto di Osimhen da solo costa 20 milioni di euro. Però non avete raccontato quella che lui ha chiamato e voleva essere reintegrato. No, lo sai bene, e non l'hanno voleva fargli abbassare il contratto il presidente. Vieni reintegrato, fai il contratto fino al 2030, diventi la bandiera di Napoli e ti abbassi notevolmente l'ingaggio. Fino al 2030 è giusto? No, non credo. Massimo, questa è una notizia importante. Ma lui conosce la fonte di De Laurentiis, dobbiamo sentire l'altra fonte, che nel calcio ormai è così. Dico che De Laurentiis ha fatto queste cose, 2030 diventi l'immagine di Napoli, ti abbassi il contratto. A quanto? Intorno ai 6 milioni, 7 milioni di euro. Sarebbero invece 7, 30, 42, va in 6 anni.
42 ci può stare. Poi devi firmare Però fino al 2020. non è che poi il presidente fa come Brescianini, va un'altra volta con c'era un amico mio, un imprenditore che faceva così, dico, De andava a parlare 4 volte e poi alla fine ti della doveva Ventis quest'anno non può fallire, se fallisce quest'anno della Ventis perde tutti i 20 anni che ha fatto. Ha fatto lo stesso, il Napoli ha fatto lo stesso errore di Moratti dopo il triplete. Anche Moratti non ebbe il coraggio di mandare via tutti i senatori. Si era innamorato dei giocatori. Allora ha ragionato con il cuore e non da De Laurentiis, paradossalmente. Ancora una volta ragionando con il cuore ha sbagliato. Però lui aveva detto però nelle more nessuno è incedibile. Quindi voleva dire non è il cuore. Aveva dato apertura che infatti si poteva doveva avere la personalità di mandarlo via dopo lo scudetto. Appena gli arrivava con le richieste bruciapelo, subito. 150, e la gente che avrebbe detto che la gente che avrebbe detto con 150 se prendevi le alternative buone che ci sono altri messaggi, ma soprattutto c'è Napoli-Bologna, perché domenica ci dovrà far riparlare diversamente giovedì, auguriamoci, perché uscirà il giornale e soprattutto uscirà di nuovo l'entusiasmo alla tifoseria partenopea, che domenica c'è lo stadio pieno come è successo contro il Modena, no? Sì, ma in campo in generale non ci vanno i tifosi, in campo vanno i giocatori, e se i giocatori sono questi ma l'entusiasmo è qualcosa, l'entusiasmo non deve mancare, ma noi dobbiamo essere anche... Non credi che domenica ci sarà qualcosa di nuovo? Buongiorno, Raff Marin ci sta Buongiorno dovrebbe rientrare qualcosa in più c'è, ragazzi, perché con questa squadra c'è veramente da... Ti dico, è proprio l'atteggiamento, l'approccio alle partite e la capacità di stare sul pezzo per 90 minuti. È come se ad un certo punto questi giocatori andassero in stand-by, ed è grave, cioè per una squadra di vertice e basta che prendi un gol, poi non poi i messaggi e poi abbiamo parlato del volevo chiederti invece, due centrocampisti non sono pochi, perché il Napoli gioca sempre a 2 centrocampisti. No, deve prendere secondo me. No, ma a parte quello che deve prendere sicuramente, ma il Napoli schiera in campo 2 centrocampisti. Nello schema. È lo schema di siamo Conte. sempre in difficoltà perché gli avversari allora stai contestando già Conte. Però ti ripeto, Conte potrebbe giocare anche a 3 in mezzo al campo, giocare 3-5-2 come ha fatto anche col Tottenham. Il problema è che poi dovrebbe chi gioca davanti? Dovrebbe giocare Kvara ed eventualmente Lukaku. Manuele, poi questa domanda gliel'hanno fatta a una seconda punta. Come? Questa domanda gliel'hanno fatta a Conte. Che ha detto? Cioè, non questa domanda qua, ma domanda tattica. E lui ha detto, se voi pensate che il problema sia un fatto tattico, non abbiamo capito nulla. Lui ha fatto proprio capire. Sono i giocatori, si devono cambiare i pupazzi. Come ha detto Sale, non ci sono con la testa proprio, puoi riprendere mentalmente tutta la squadra. Allora io ti dico, qui deve essere fatto un miracolo prima fuori dal campo e poi in campo. Psicologicamente prima, noi veramente abbiamo situazioni di giocatori che veramente sono quasi irrecuperabili. Anche lo stesso Di Lorenzo, per 3 mesi noi abbiamo parlato di Lorenzo che voleva andare via, ma psicologicamente un giocatore che già stacca la spina ed è pronto a un'altra avventura, riavere le stesse motivazioni è difficile, questo lo può dire anche Manuele, ti ritorna alla mente qualcosa pure per andare nel tempo aspetta, non mi ricordo niente, ma no, perché c'era il Napoli di Ticano che facevamo lo stesso l'incontro, chiedemmo l'incontro, andammo nello spazio e dicevamo, guarda, voi non avete i soldi, però ve ne andate da qui senza soldi e senza un obiettivo. Uniamoci tutti, noi siamo al vostro fianco, prenderete anche i soldi perché nel calcio è così. Ricordati che il Napoli è al centro dell'obiettivo UEFA, no? È così che si fa. Ci vuole un pochettino. Sì, mi stavo ricordando però un'altra cosa, perché mi allacciavo a quello che diceva lui. E chiaramente mi hai fatto dimenticare quello che dicevo. Ti voglio bene. Allora adesso è il bello della si può riallacciare. Ti aspettiamo. Nel frattempo siamo quasi in chiusura, quindi sono tantissimi messaggi. E purtroppo sì, dalla regia dicono che siamo in chiusura e abbiamo ancora un'altra dedica comunque che tu volevi fare, quindi penso che i messaggi siano meglio per giovedì prossimo. Napoli-Bologna, lo dobbiamo fermare. Leggi solo quello di Pino Migliaccio, hai detto mi sembra che Pino. Certo, lo prendo subito. Allora,
Dice, uno dei più grandi paradossi di questa stagione societaria guidata esclusivamente da un uomo, Aurelio De Laurentiis, che ha dimostrato di avere poca cultura sportiva, è stato presentarsi ai blocchi di partenza di questa stagione, schierando il Ciolito Simeone al centro dell'attacco. Un ragazzo eccezionale che Gennaro ha sponsorizzato da sempre, ma che a Napoli è stato praticamente annientato come giocatore da prima da Spalletti e poi dai vari Garzia, Mazzarri e Calzona. Un attaccante di primo livello che questa società ha trasformato in un giocatore riconoscibile e oggi la stessa società ce lo ripropone come primo attaccante dopo averlo praticamente distrutto nelle stagioni precedenti. Aurelio, fermati un attimo a riflettere se ne sei capace e finiscila di distruggere quel poco che ti è rimasto nelle mani. Questo è il professore Pino Migliaccio. Benissimo, con lei facciamo rispondere che è una punta. Hai sentito cosa ha detto il professore? Ma il discorso è che se non facevi giocare a Simeone chi doveva giocare con... Però lui dice l'avete bruciato, e allora andiamo lì? No, alla fine era... Diciamo che con l'annata dello scorso anno, con tutti e tre allenatori che alla fine ci sono stati, alla fine si faceva giocare sempre Raspadori. Ma facciamo giocare Calai oggi, e risolviamo tutto. L'anno scorso mio figlio Carmine ha giocato con lui. Fanno un campionato under, vero? Che fa? Sì, ha detto così, papà è sempre uguale, quando cambia, entra e appena si muove cambia la squadra. Non dobbiamo confondere, dico Cappino, no. Non dobbiamo paragonare Simeone e Osimhen. Osimhen c'ha la media di migliori giocatori di Serie A. C'è ogni gol ogni 120 minuti. È il terzo giocatore più importante della Serie A. Ma tu che dici, ma ce la facciamo a fare 5 minuti in più come siamo messi secondo te? Per me avete totale disponibilità. Allora il direttore ci ha allungato vicino, siamo a posto, meno male, siamo più tranquilli. Allora Napoli-Bologna. Caleo, vai, partiamo da te. Secondo me il Napoli tornerà alla vittoria. Domenica, perché con Buongiorno e con un Neres in più e con quell'orgoglio dopo la sconfitta di Verona, secondo me si vedrà un Napoli diverso. Mi auguro che magari entro domenica magari arriverà anche Gilmour, riusciranno a chiudere qualche altro giocatore. Domenica no, perché dovrebbe fare le visite mediche quindi non ci sarebbe tempo. Però penso che il Bologna non è quello di Thiago Motta, quindi è abbastanza abbordabile alla ma portata. Anche se non è così, ricordiamoci che il Napoli è di Conte, non è di quel Napoli, quei tre allenatori che hanno bruciato tutto. No, io penso che non è il Napoli dell'anno scorso, sono d'accordo con Massimo. È la prima partita, non cerchiamo subito di bruciare. Siamo tutti d'accordo. Anche perché il primo tempo è stato molto positivo. Il primo tempo è stato buono, le partite si decidono dagli episodi, quindi aspettiamo le squadre di Conte, visto il lavoro incredibile che fa durante il ritiro estivo, ci vuole un po' di tempo per smaltire il carico di lavoro. Quindi diamo tempo, non bruciamo tutto e subito, perché il mister è un allenatore competente, però la bacchetta magica non ce l'ha, quindi ci servono i giocatori e mi auguro che De Laurentiis li faccia arrivare. Dacci anche le formazioni se è possibile, dopo a questo punto ti chiediamo di cantarci su pazzi te, perché tutti siamo pazzi del Napoli, no? Come dice Emanuele, attacchiamo e diamo man forte. Tu sei pazzo, punto. Sempre. Allora Savio, Napoli-Bologna. Guarda Gennaro, come diceva... Io ho fatto mettere un po' di situazioni che poi dopo ne parleremo insieme, vai. Allora, messa così la squadra, tranne Osimhen e Lukaku, perché non ci saranno nessuno dei due, e magari con Raspadori, perché non credo che giocherà ancora una volta Simeone titolare. Raspadori 4 volte, facciamo fare la seconda almeno a Simeone, anche giusto, no? Ma tu non esiste per Raspadori? Come? Raspadori non esiste, qua è morto. Non esiste, perché sperava magari che arrivasse Lukaku. Per stasera, come diceva se per stasera lo facciamo è grave, infatti, come ne parliamo un po' tutti, siamo alla seconda giornata, non sappiamo ancora che cosa devo fare, perché se il Napoli non riuscirà... No, avrei messo anche Raspadori sotto, Lukaku Raspadori. Per me giocherà Raspadori, ma anche per una questione proprio di tutelare un patrimonio della società. È stato pagato tanto, Simeone è stato cercato anche in questa finestra di mercato da tante squadre, quindi se deve essere sacrificato qualcuno, secondo me il Napoli sacrificherebbe Simeone e non Raspadori. Quindi secondo me vedo Raspadori titolare. Sì, come diceva... c'è il ballottaggio, secondo me, l'unico ballottaggio sarà quello, perché io vedo la difesa con Rachmani, Buongiorno e Oliveira, non Marin.
braccetto di sinistra Sì. Olivera con Spinazzola, Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, Neres non sono sicuro. Secondo me giocherà ancora titolare Politano. Politano titolare con Cavara e secondo me Raspadori solo per l'investimento che è stato fatto. Solo per quello che Simeone dà più garanzia. No, è più punta. Se arriva qualche cross almeno il c'è problema, una Manuele, è punta. più punta, ma anche lo stesso Simeone sono quasi 40 partite che non... Cioè, in 40 partite ha fatto 3 gol. Gennaro. Non tocchiamo questo tasto. È un problema serio. Oggi Cioè, il spiego. Napoli non segna se non c'è Osimhen. Non tocchiamo questo tasto, poi ti spiego. Non è da te che sei uno esperto, Difende molto Simeone. o dimostri i risultati del tuo sito, dei tuoi social, perché non sono 40 presenze, ma anche di 3 e 5 minuti. Perché Ho capito, Gennaro. Posso dire una cosa, secondo me gioca Simeone. Pure per secondo me. E vi dico anche perché gioca Simeone, perché l'utilità di Raspadori serve quando i trequartisti si buttano nell'area, oppure i centrocampisti. Il Napoli oggi non ce l'ha. Cioè se viene McTominay e viene Gilmar, giocherà sicuramente molte volte se non c'è Lukaku Raspadori. Ma adesso è preferibile che gioca Simeone. Però posso fare una domanda? Questa formazione chi l'ha fatta? Attenzione, la formazione. Chi l'ha impostata? La puoi variare. Benissimo. Perché hai messo, la mia domanda, perché hai messo Meret o Caprile? Perché molte persone stanno sparando addosso a me. Allora tu così psicologicamente... Che per me è un altro problema del Napoli. Che è successo? Il tuo cellulare squilla. Ok, il Palmare, sente prendi il bene il Palmare. tuo audio, il Palmare. Allora perché? Perché Caprile comunque è un ottimo portiere e per tranquillità, per far capire ai tifosi l'ho fatto mettere che noi comunque abbiamo 2 portieri, non è Caprile è uno così, o no? Allora, Genna, per me Meret è un altro problema del Napoli, serio. Allora, sono 7 anni che è qui a Napoli, è stato pagato tanto, ha vinto lo scudetto, nell'anno dello scudetto anche lui ha contribuito in maniera importante alla vittoria dello scudetto, ma dopo 7 anni ancora oggi siamo qui a parlare se Meret è un portiere da Napoli o meno. Dopo 7 anni tagliamo la testa al toro, via, ma però prendiamo nuovi giocatori con nuove motivazioni, non hai detto il piano, in modo tale da non dare più alibi a questi giocatori. Non hai detto Gennaro. il piano A, quello che è stato sempre tartassato, sempre. Ma ti Perché dico- Meret non è mai riuscito a giocare nei primi anni 3 partite consecutive. Perché noi poi dimentichiamo e C'è lo facciamo sfida. come quei tifosi che fanno polemiche inutili. E non è da te, tu lo sai bene che nei primi anni ha subito veramente questo Ma ragazzo. giocava Ospina perché Ospina era più forte. No, Angelo, perché, parliamoci no, perché chiaramente. gli allenatori gli piacevano come giocava No, con ma i era piedi. più, Gennaro era più forte, no perché l'allenatore Ospina era era più forte, era più funzionale anche al gioco Ma del devo dire Napoli. che anche qui abbiamo sbagliato, abbiamo ceduto Spina e non Meret che Per me, è un altro errore. Per me il Napoli, è la società allora, che ha per me il sbagliato. Napoli quest'anno doveva partire prendendo un nuovo portiere e rivoluzionare, anche lo stesso Kepa, e rivoluzionare quasi 8/9 undicesimi di questa squadra. Saremo a vedere, perché io dico che Meret, se si riuscisse a riprendere il Napoli di Conte, Meret tornerà ad essere il nuovo intanto protagonista. su questa discussione, chissà che cosa avrebbe detto il nostro amico Gianfranco Lucarini. Che cosa avrebbe detto? Facciamo una cosa, allora, finiamo prima questo dibattito per quanto riguarda Massimo, sentiamo la musica e poi andiamo nel finale. No, ci ha dato 5 minuti. Sì, a me si è rotto, vabbè. Allora, Massimo, il tuo pensiero sul Napoli-Bologna? Sono convinto come Emanuele, cioè il Napoli fa una grande partita. Pure per me. Perché i giocatori devono anche rendersi conto che tutto quello che non va. Ma a Verona, voglio dire, il secondo tempo non sono entrati in campo, cioè è stato vergognoso. È stato vergognoso e mi auguro che questa vergogna se la possono togliere al di Armando Maradona con quasi uno stadio pieno. Bisogna confidare. Anche questi, dico Meret, tutti quelli che hanno giocato male, anche questi Bisogna confidare nel pubblico. Maurizio, una domanda per te veloce. Io volevo chiedere sinceramente di Scott McTominay, no? Volevo chiedere in quale collocazione sarebbe idonea nel Napoli, nei 2 fisso di centrocampo con Lobotka o più avanzato dalla 3 quarti in su? Decisamente più avanzato. È un giocatore che l'anno scorso col Manchester United, che è stato discontinuo, ha segnato 10 gol e ha segnato molti gol decisivi. È un giocatore che ha tiro, ha forza fisica, ha capacità sia di difendere che di attaccare. È un Aiuta giocatore molto. che il Napoli non ha.
è un giocatore che messo in questo Napoli farebbe subito la differenza. Poi c'ha una precisione nei passaggi, uno dei migliori giocatori come precisione nei passaggi. No, ma è uno che segna, Massimo, Sì, non no, ce l'abbiamo un centrocampista quello che ho detto che io, segna, sì. è per questo motivo che il Napoli ha dovuto reintegrare Gaetano, che paradossalmente è l'unico giocatore che abbiamo che tira Ma da fuori area. Vittorio ci tolgono la linea. No, vai tranquillo. Allora, io volevo intanto salutare con affetto tutte le persone che ci hanno seguiti e tutte quelle che ci hanno dimostrato tantissimo affetto. Chiamo qui Lina con i due musicisti, eccoci, Pazzete ovviamente, no? Ovviamente la dedichiamo al Napoli, sperando che sia anche di buon auspicio. Aspetta un attimo, salutiamo gli ospiti e ringraziamo. Sì, salutiamo Massimo Sparnelli, Ciao, Angelo Marco Pompameo, Salveo Passante, Emanuele Calaiò. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti e a voi tifosi napoletani. No, dopo la parola della musica passerà a Pompameo per Assolutamente. il filmato di Luca Rillo. Ok, vai Lina. So pazzede, sia vita mia, na 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 na. So pazzede, sia vita mia, na 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 na. So pazzede, sia vita mia, na 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 na. So pazzede, sia vita mia, na 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 na. Dove pigliata vita mia, tu sei una giornata sola, tu mi metti all'aria, so pazzete, perché per me non si va spiegare, tu li hai provati, so pazzete, perché per me tu sei la regina, resta città, so pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia. Che brilla nell'amore, si può pensare a Maradona, cucchi dalle mandoni, Napoli tu sei regina, so pazzete, perché per me non si può spiegare, tu li hai provati, so pazzete, perché per me tu sei regina, si sta città, so pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia. So pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete, sia vita mia, na 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 na. So pazzete. Grazie a te Gennaro, grazie a voi. Enzo Gaetano, amico mio fratello ma anche amico tuo, e dice che non è d'accordo con te perché la versione Osimhen
non è come dici tu. Vabbè, sarà lui il direttore generale, no, diciamo, sicuramente sa qualche cosa, perché è un capo tifoso storico. Noi dobbiamo attenerci, ognuno di noi può essere il depositario della verità come non può essere nessuno. Fammi salutare Isaia che ci sta guardando. Ciao Isaia, un bacio, Luigi Forever, E come allora, sempre. allora sì, avevamo pensato di fare un ricordo, hai chiesto scrivi qualcosa anche a nome nostro, ho scritto il nome di tutti noi che l'abbiamo conosciuto. Gianfranco è stato tantissimo per noi, l'abbiamo raccontato in questa scheda che speriamo avvicini tutti. Anche a Gianfranco che gli angeli lo accolgono in paradiso. Ciao amico nostro, grazie per tutto quello che hai fatto per noi e anche per la folla napoletana e soprattutto per la stampa. Sei stato sempre un uomo obiettivo. Ce ne sono tanti come te, ma pochi. Grazie Gianfranco per quello che hai fatto per tutti i napoletani. È stato presentato da Euronics, Gruppo Tufano. Collezione Regine. Gruppo Papallo. Tifosi napoletani, il mensile più azzurro che c'è.
Back to Euronics! Riparti con le offerte per la scuola, il lavoro e ogni tua passione. HP Notebook con SSD da 256 GB, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio 2025. Tablet Samsung Galaxy A9, tuo a 99 euro. Back to Euronics! Riparti con le offerte per la scuola, il lavoro e ogni tua passione. Euronics, un mondo più avanti. Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. confettimaxtris.it. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Gruppo Papallo. 50 anni di eccellenza nel guidare le tue scelte. Con un'ampia gamma di servizi di vendita, assistenza e noleggio. Qualità certificata, servizi su misura e prezzi che fanno la differenza. Vieni a trovarci nei nostri showroom a Napoli in via Nuova Toscanella 25 e 75